delle aperture fatte finora. E siamo collegati con il Ministro degli Affari Regionali Francesco Barbero. Ministro, buonasera. L'Alto Adige, come abbiamo sentito, accelera. Buonasera. Negozi aperti da oggi. Ci spiega perché e in che termini intendete impugnare questa decisione della provincia autonoma? Ha sentito il Presidente della provincia? Guardi, il Governo impugnerà solo una parte della legge provinciale. La restante parte della legge provinciale è assolutamente coerente con le indicazioni che il Governo ha dato, ma la parte che è inevitabile impugnare è quella che riguarda la sicurezza sul lavoro. La forza dell'Italia è uscire dalla crisi in sicurezza. Stiamo adottando misure per una ripresa più forte. La cosa peggiore per l'economia tutta sarebbe tornare indietro e noi abbiamo chiesto un impegno rigoroso. Io oggi, questa sera, ho scritto a tutte le regioni italiane ed è necessario essere rigorose nel rispetto delle linee INAIL e delle linee del Comitato Tecnico Scientifico. Ogni nuova attività deve rispondere a quelle linee perché dobbiamo mettere in sicurezza i lavoratori e i clienti, così come abbiamo fatto per l'industria, l'edilizia e il commercio all'ingrosso. Ora tocca al commercio al dettaglio, bar, ristoranti, centri estetici. Tutti vogliamo presto ma in sicurezza, e questa parte, se non si rispettano le linee guida INAIL, sarà inevitabile che venga impugnata. Quindi riaperture le linee guida sul lavoro, però sulle riaperture le regioni vanno un po' in ordine sparso. Il governo come intende comportarsi? Finora, guarda, abbiamo fatto un lavoro straordinario e stiamo parlando solo di alcune eccezioni. Mi riferisco alla regione Calabria e, se è confermata questo aspetto connesso al rispetto delle linee INAIL, anche della provincia di Bolzano. Le altre regioni hanno rispettato le indicazioni. Il nostro servizio, anche la Puglia ha annunciato la partenza per il 18, ma il 18 sarà il giorno probabilmente della differenziazione territoriale di tutta Italia, ma la Puglia si subordina all'accettazione delle linee INAIL. I lavoratori fino ad oggi erano contagiati perché erano tutti a casa. Noi dobbiamo avere come imperativo quello di mettere in sicurezza i lavoratori italiani e i clienti. In questo mese l'INAIL ha iniziato a codificare i lavoratori che inevitabilmente si sono contagiati lavorando, e sono già stati 9.000 nelle ultime 2 settimane. Questo non deve accadere e per far sì che non accada bisogna assumersi delle responsabilità importanti. Lo dico con la massima collaborazione. Adottate le linee guida, così come abbiamo fatto per l'industria, anche per il commercio, sono sicuro che farà ripartire l'Italia più forte di prima, ma sicurezza del lavoro e ripartenza economica si tengono insieme. Grazie Ministro, chiarissimo. Ora, il